che è successo? Ho ricevuto palle di spalle, io ho commesso l'errore invece di guardare la palla e ho guardato lui e mi ha fatto questa finta e ci sono purtroppo cascato e abbiamo preso il gol. Sì, anche poi visto lì proprio eri demoralizzatissimo, insomma, vederti sono i minuti. Sì, no, avevamo fatto una buona partita, avevamo creato diverse occasioni, alla fine la prima vera palla gol loro, perché mi sembra che loro abbiano fatto uno o due tiri nell'arco di 90 minuti, quindi all'88esimo prendere quel gol logicamente è stata un po' una mazzata. E dispiace perché ripeto è venuto negli ultimi minuti, è un risultato che non rispecchia poi l'andamento della partita. C'è moltissimo dispiacere, quello sì. Non so, i compagni ti hanno detto qualcosa? Non so, ti hanno tirato su, ti hanno detto qualcosa, non avete parlato? Non so. No, ne abbiamo parlato, poi logicamente a fine partita c'è ancora l'adrenalina, c'è l'arrabbiatura per il gol preso, adesso sicuramente in settimana lo analizziamo, ma anche se vuol dire, poi a caso ho rivisto le immagini e ho rivisto l'errore, quindi vuol dire, lo so, quindi c'è quello di dispiacere, anche perché fino a quel momento lì, come ripeto, non avevamo rischiato nulla e siamo stati puniti per un errore, quindi dispiace.